Svelato il podio 2023 del concorso dedicato al celebre direttore del Gazzettino ed editorialista del Gruppo Espresso, oggi Gruppo Gedi, Giorgio Lago. Tra i tanti articoli giornalistici scritti da ragazzi dell'ultimo anno degli istituti superiori del Veneto e dedicati al tema Raccontare la guerra, una nuova arma accanto a quelle tradizionali, hanno vinto Reportage narrativo di guerra, primo posto di Anna Ziron dell'Istituto Cattaneo Mattei di Conselve nel Padovano, Narrazioni social e verità, secondo, di Andrea Potossi del Liceo Duca degli Abruzzi di Treviso, e Più rumore fai, più invisibile ti fanno diventare, terzo, di Gaia Salvador del Liceo La Salle International Campus, Istituti Paritari Filippine di Pieve del Grappa nel Trevigiano. Ospite della cerimonia, che si è svolta al Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso, è stato l'inviato del TG2 Andrea Romoli, da anni impegnato nel raccontare scenari di guerra, che ha dialogato con il giornalista Sergio Frigo. Il premio Giorgio Lago Juniores, Nuovi talenti del giornalismo, promosso dall'Associazione Amici di Giorgio Lago, in collaborazione con il Centro Studi Regionali Giorgio Lago, il Comune di Treviso, la Banca Prealpi San Biagio, con il patrocinio della Regione, della Provincia di Treviso e del Comune di Castelfranco, ma anche dell'Università di Padova, dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto e del Rotary Club Treviso, e il sostegno di main sponsor, ha incoronato mercoledì 17 maggio i vincitori dell'edizione 2023, autori dei 3 migliori articoli giornalistici. Sul gradino più alto è salita anche quest'anno una ragazza padovana, Anna Ziron del Cattaneo di Conselve, con il suo reportage narrativo di guerra. Prende spunto da 4 narrazioni riferite ad altrettanti luoghi di guerra, non teatri di combattimento ma condizioni di civili, e pone in evidenza con grande forza, sia di scrittura che di contenuti, il pesantissimo vincolo di ogni guerra, l'impossibilità fisica e psicologica di scappare. La carta stampata oggi secondo me ha un senso che richiama un po' quello che era il passato, comunque gli articoli legati alla storia passata, che comunque ha un'importanza, perché anche se oggigiorno i social sono uno strumento di diffusione di massa, di informazioni, spesso ciò che guardiamo sui social, su Instagram o anche su Google, su Facebook, eccetera, non è sempre vero, non è sempre così attendibile come magari invece era un tempo. La carta stampata aveva poche informazioni, ma erano veramente quelle vere ed effettive, quindi era più, diciamo, concreto. Magari al giorno d'oggi i social hanno tante più informazioni, tante più possibilità, però bisogna essere anche in grado di saper distinguere quali quelle vere, quali quelle più attendibili rispetto a quali invece meno. Allora, secondo me non c'è un modo giusto di raccontare la guerra, perché la guerra ha tantissime forme, tantissimi modi diversi di essere interpretata, non c'è un'unica guerra come pensiamo noi, che magari può essere adesso quella più vicina a noi, quella dell'Ucraina. Ce ne sono tantissime in vari stati del mondo che magari anche non si conoscono, e quindi secondo me la guerra è un concetto generale che va riportato all'assenza di libertà, a un qualcosa di più generico rispetto all'effettivo fronte, guerre, armi, caschetti vari, bombe, eccetera, è tanto di più, e quindi bisogna saperne parlare anche in modo più ampio. Secondo classificato invece un giovane trevigiano, Andrea Potossi del Liceo Duca degli Abruzzi di Treviso, con Narrazioni social e verità, mette lucidamente l'accento sulla nuova quanto micidiale forma di guerra proposta dal conflitto in Ucraina, quella per immagini. Analizza l'impatto devastante dello strumento dei social applicato al racconto di guerra, che fa leva sull'ideologia e sulle emozioni e finisce per rimuovere totalmente la dimensione dell'analisi oggettiva e della ragione, eliminando ogni mediazione. Il giornalismo per la mia generazione penso che sia qualcosa comunque in grande evoluzione, qualcosa che ha bisogno di cambiare per adattarsi ai tempi, ma qualcosa che non deve assolutamente in alcun modo scomparire, perché ne abbiamo bisogno, l'abbiamo visto con gli ultimi eventi, l'abbiamo visto con la guerra e ne abbiamo bisogno oggi più che mai, però abbiamo anche bisogno di un giornalismo che stia al passo coi tempi e che sappia comunicare con le nuove generazioni, quindi è una grande sfida per il giornalismo e anche per i giovani, credo. Il rapporto tra informazione, social e guerra l'abbiamo visto probabilmente in maniera
particolarmente emblematica nella guerra in Ucraina, in questa guerra che sembra essere la prima guerra social della storia. Non è più una guerra narrata attraverso la carta stampata, attraverso la televisione, ma è una guerra in cui noi vediamo direttamente le foto e i video che ci arrivano attraverso i social dagli ucraini, da coloro che la guerra la vivono in prima persona. E questa è una grande opportunità, però allo stesso tempo è anche un grande pericolo, perché le storie hanno una grande componente emotiva e rischiano quindi di farci dimenticare l'importanza, la gravità dei fatti a cui stiamo assistendo. Quindi c'è bisogno di saper utilizzare le storie, però come arma per una narrazione che sia più complessa, più approfondita. Terza, Gaia Salvador del liceo La Salle International Campus, Istituti Paritari Filippine di Pieve del Grappa. Con più rumore fai, più invisibile ti fanno diventare. Analizza gli effetti collaterali delle guerre, come l'impiego di metalli pesanti, con particolare riferimento all'uranio radioattivo, che non si limita agli scenari di guerra veri e propri, ma si estende anche alle missioni di pace, e denuncia l'influsso negativo che l'overdose di informazioni provoca sull'opinione pubblica, negandole la possibilità di metabolizzare gli eventi. Secondo il mio punto di vista, per una buona informazione bisogna avere curiosità e imparzialità soprattutto. Curiosità soprattutto per quanto riguarda la mia generazione. Purtroppo oggigiorno i giornali per quanto mi riguarda, stanno sempre più scomparendo, o meglio, l'informazione attraverso il giornale cartaceo sta scomparendo, e quindi secondo me è molto importante diffondere la curiosità nei giovani di oggi, così possono poi informarsi attraverso fonti veritiere, assolutamente imparziali, perché è necessaria l'imparzialità, e raccontare le diverse sfaccettature delle vicende, non soltanto un aspetto, ma i suoi molteplici aspetti. L'informazione e la guerra hanno un rapporto abbastanza dibattuto, soprattutto in questi ultimi anni. Molto spesso si tende a lasciare le informazioni in superficie, quindi non approfondire le diverse tematiche che sarebbero fondamentali conoscere per la popolazione stessa. Per il mio elaborato, appunto, riguardante l'uranio impoverito, ne sono venuta a conoscenza informandomi meglio in questi ultimi mesi, quindi da gennaio a febbraio. Prima era un argomento molto vago, purtroppo. Ospitare in un luogo simbolo della cultura trevigiana il premio Giorgio Lago Juniores rappresenta per noi un vero motivo d'orgoglio. Le parole del sindaco Mario Conte, il ricordo di una grande figura del giornalismo veneto come Giorgio Lago, che ha raccontato il territorio con straordinario occhio critico, conoscenza e sensibilità fuori dal comune, diventa così un'opportunità per tanti ragazzi che su temi di grande rilievo hanno la possibilità di dimostrare il proprio talento e la propria capacità di leggere gli eventi che caratterizzano e segnano l'attualità, traducendoli in articoli giornalistici. Un plauso, ha aggiunto, all'Associazione Amici di Giorgio Lago, che ancora una volta ha voluto puntare sulla valorizzazione e sulla voglia di raccontare e sperimentare degli studenti. Anche grazie a questa iniziativa molti di loro potranno coltivare una passione, quella per il giornalismo, trasformandola in un lavoro mai così importante come in questo periodo storico, in cui la notizia, il racconto e l'approfondimento rappresentano una sentinella di cultura, di informazione, di civiltà. La lezione di mio padre è sicuramente ancora più attuale, perché lui già scriveva in un periodo in cui la televisione bombardava di notizie tutti noi, per cui già la difficoltà con la televisione, il rapporto con i giornali era già difficoltoso, e la sua lezione di approfondire la notizia, di non accontentarsi mai della prima notizia, ma di capire meglio, di studiare in continuazione quello di cui si scrive, è sicuramente valida, anzi è ancora più valida, perché con i social e con internet il bombardamento mediatico è sicuramente aumentato e la difficoltà di districarsi tra tutte queste notizie è aumentata, per cui la sua lezione è sicuramente ancora più valida. Dagli elaborati dei ragazzi quest'anno devo dire che sono stati bravi, perché gli abbiamo dato un tema molto delicato. Sono partiti dallo spunto di 2 articoli scritti da mio papà durante la guerra in Afghanistan, proprio sul rapporto tra informazione e guerra. L'informazione è sempre difficile da analizzare, perché, come dicevamo, ce ne sono tante. In tempo di guerra l'informazione è volutamente confusa, proprio dalla propaganda anche dei paesi che sono in guerra, per cui basta vedere cosa sta succedendo in questo momento in Ucraina. È difficilissimo, nonostante tutti i media del mondo siano lì, riuscire a capire esattamente cosa sta succedendo, per cui
I ragazzi hanno messo in luce proprio quello, la grandissima quantità di informazioni e la difficoltà di riuscire poi a fare chiarezza all'interno di tutte queste informazioni. La premiazione e la consegna delle 3 borse di studio da utilizzare per sostenere gli studi universitari, un riconoscimento che, rispetto alla vocazione formativa dell'Associazione del Premio, sono state precedute dalla conversazione sul palco dell'inviato di guerra Andrea Romoli e il giornalista Sergio Frigo, che, prendendo spunto dall'attenzione che Giorgio Lago ha dedicato all'informazione in tempo di guerra, si sono confrontati sul ruolo della stampa, riflettendo sulla fondamentale funzione delle notizie nella definizione dell'opinione pubblica e nella creazione di un sentire comune. Hanno constatato come la narrazione sia diventata selettiva, riservando grandi spazi ad alcuni conflitti come quello in Ucraina e ignorandone altri non meno sanguinosi, come ad esempio quelli in Medio Oriente e in Africa. Per fortuna la guerra sembrava espulsa dal discorso politico-culturale dell'Occidente dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi noi giornalisti ci siamo trovati un po' impreparati allo scoppio della guerra in Ucraina, perché mancavano proprio le conoscenze tecniche di un fenomeno che si riteneva ormai giustamente e auspicabilmente cancellato dalla storia e che invece ha dei suoi tecnicismi barbari, macabri, anche difficili da comprendere a volte, che però spiegano, partendo dal basso, anche quello che accade in alto. È qualcosa di tanto orribile da dover discutere, il funzionamento di un pezzo d'artiglieria piuttosto che di un aereo, la capacità di distruzione di un esplosivo piuttosto che di un altro, ma senza comprendere questi elementi tecnici hai difficoltà poi a capire cosa realmente sta succedendo in un mondo, quello della guerra, di questa guerra in particolare, che è totalmente e completamente coperto dalla quella che si chiama nebbia di guerra, cioè dalla propaganda, dalle false informazioni che entrambi i contendenti spargono a pieni mani, perché sono strumento di guerra le informazioni da sempre. I 3 vincitori sono stati selezionati dalla giuria, composta da personalità di eccezionale valore, grandi firme del giornalismo italiano e veneto ed esponenti del mondo accademico. I giurati hanno espresso soddisfazione per l'impegno dei ragazzi, apprezzamento per il lavoro dei loro insegnanti e l'augurio che sappiano approfondire e rafforzare le loro competenze, prendendo spunto dal concorso per continuare ad investire in formazione, approfondire i fatti, analizzare gli scenari e i contesti, valutare le fonti per restituire una visione obiettiva di quanto accaduto. Sono questi i punti fermi di un premio che punta sull'educazione e sul coinvolgimento dei giovani, chiamandoli a portare il loro punto di vista.